Buonasera ai titoli. Voto di scambio e infiltrazioni della mafia, finiscono in manette l'ex senatore Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Perricone nell'operazione contro le cosche di Alcamo e Calatafimi. 10 gli arresti. Cresce la violenza di strada e la criminalità comune nelle grandi città italiane. In Sicilia, Palermo resta la città meno sicura e fa registrare una crescita dei reati violenti del 72%. Segue Catania con più 50%. Acqua con il contagocce ogni 7 giorni nell'Ennese. Oggi la mobilitazione di cittadini e agricoltori vicino alla diga Ancipa, pronti alle barricate, dicono. A Catania caos, sosta selvaggia davanti al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro con le ambulanze che restano bloccate. Il direttore del presidio dice: catanesi, rispettate le regole. Arriva a Messina Mezzi per Tutte, la prima campagna a livello nazionale per la sensibilizzazione e la prevenzione delle molestie sul trasporto pubblico. Dopo lo stop del TAR alla realizzazione di un telescopio sulle Madonie, gli ambientalisti tornano alla carica con un appello che sta raccogliendo nuove adesioni. Calcio, il Catania dai grandi numeri in difesa guarda al futuro con convinzione, ma deve migliorare in avanti. La campagna abbonamenti chiude a quota 12.873 tessere annuali. Eccoci, buonasera. Dunque, mafia e voti in manette, l'ex senatore Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Perricone, un'operazione contro le cosche di Alcamo e Calatafimi, scoperti nuovi capi delle due famiglie mafiose. Sentiamo Laura Spanò. C'è anche l'ex senatore alcamese Nino Papania tra le 10 persone arrestate nella notte in provincia di Trapani. Accusa pesante quella di scambio elettorale politico-mafioso. L'inchiesta ha documentato l'esistenza di un connubio affaristico-mafioso in grado di condizionare anche dietro corrispettivo in denaro il libero esercizio del consenso elettorale, facendo emergere la capacità dell'organizzazione di indirizzare il voto locale in favore del candidato alcamese Angelo Rocca, non coinvolto nelle indagini, coordinatore provinciale del movimento politico Via, fondato dall'ex senatore Papania, contro il quale le contestazioni lo riguardano quale promotore di una richiesta di voti alla famiglia mafiosa dietro un compenso in denaro pari a circa 3.000 euro in occasione delle elezioni regionali siciliane del settembre 2022. Il nome di Papania nel tempo è comparso anche in altre indagini su scambio di voto e violazione dei sistemi informatici delle forze dell'ordine. Con Papania è stato anche arrestato l'ex vice sindaco e imprenditore di Alcamo Pasquale Perricone. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, è stata condotta dalle squadre mobili di Trapani e Palermo, dal Sisco e dallo SCO. Gli arrestati sono indiziati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, traffico di influenze, violazione di segreto d'ufficio e porto e detenzione illegale di armi. Il provvedimento riguarda un'inchiesta del 2020 e ha riguardato anche aspetti legati alla latitanza di Matteo Messina Denaro. L'indagine avrebbe consentito di documentare gli assetti e il rinnovato dinamismo criminale delle famiglie mafiose di Alcamo e Calatafimi dopo l'arresto di numerosi esponenti storicamente al vertice delle stesse cosche. Nel tentativo di colmare il vuoto creatosi, la famiglia mafiosa alcamese avrebbe individuato il nuovo vertice in un pregiudicato locale che avrebbe esercitato la reggenza valendosi di numerosi sodali. Cresce la violenza di strada e la criminalità comune nelle grandi città italiane, ma contrariamente alle previsioni la Sicilia non è in testa a questa classifica del Sole 24 Ore. Palermo comunque resta la città meno sicura dell'isola e fa registrare una crescita dei reati violenti da strada del 72%. Catania segue a ruota con il 50%. Manlio Viola. Cresce la criminalità comune e di strada nelle città italiane, ma nonostante l'allarme violenza sia scoppiato anche in Sicilia, soprattutto a Palermo e a seguire a Catania, la prima delle città isolane in classifica non si avvicina neanche al triste podio della violenza nazionale. Nella nuova classifica redatta da Il Sole 24 Ore sono Milano, Roma e Firenze a detenere il primato della violenza di strada. La maglia nera siciliana invece è Palermo, che comunque resta soltanto al 21° posto, ben distante, ben al di sotto
di quello che ci si sarebbe aspettati seguendo le cronache degli ultimi mesi. C'è da segnalare però che proprio Palermo mostra una crescita importante dei reati sia nella classifica generale che in percentuale. La classifica è redatta per numero di reati commessi ogni 100.000 abitanti nell'arco di un anno, il 2023. Fra le siciliane, dunque, Palermo è la città più violenta, con oltre 48.000 reati denunciati in un anno e una crescita ben del 72%. Catania segue a ruota, 24esima nella classifica generale, e una crescita dei reati del 50%, oltre 41.000 le denunce. Dietro Catania poi però c'è un abisso di reati, si crolla completamente per numero appena si esce dal gruppo delle città metropolitane. A seguire c'è Siracusa, subito dietro al 25esimo posto con un incremento del 37%, ma un numero di reati decisamente minore in assoluto. Crescono molto a sorpresa i reati a Ragusa, che si trova al 55esimo posto per incremento, con quasi 10.000, meno di altre città, ma con un maggiore incremento percentuale. Singolare il posto occupato da Messina, soltanto 81esima nonostante si tratti di area metropolitana. La più sicura in Sicilia è Enna, al posto numero 100 per reati su 105 province. E oggi a Palermo la commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, luogo come sappiamo anche dove ci sono molti episodi di violenza, per sopralluoghi e incontri nei quartieri di Brancaccio e Zen. Sentiamo. Da Brancaccio allo Zen e poi anche zona Oreto a Palermo, la commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie prosegue le missioni esterne nelle città metropolitane di tutta Italia. Oggi una delegazione guidata dal presidente Alessandro Battilocchio ha fatto tappa nel capoluogo siciliano, primo appuntamento a Brancaccio, nella piazza dove fu assassinato padre Pino Puglisi. Questa visita per il centro Padre Nostro rappresenta una grande attenzione da parte dell'istituzione nazionale. E verranno qua a visitare il luogo del martirio. Siamo nel 101esimo anniversario del martirio del Beato Puglisi e per noi è un atto di accettazione di un lavoro svolto in questi 31 anni. Un percorso che va avanti e che vede il Parlamento coinvolto in questa azione di attenzione verso le periferie italiane che per troppi anni sono state un po' lasciate indietro dal lavoro delle istituzioni. Devo dire che la prima tappa è stata molto importante nella scuola Don Puglisi, siamo stati accolti dalla vivacità, dalla vitalità e dall'effervescenza di questi ragazzi che poi rappresentano il futuro. Poi incontro in prefettura, il presidente della commissione ha aggiunto: l'idea che ci siamo fatti dagli incontri di oggi, in particolare con sindaco e amministrazione comunale, è quella di una città in cammino, un mosaico dal punto di vista sociale e urbano. Ci sono progettualità importanti per circa 1 miliardo di euro, si tratta di un'azione di sistema integrata per la riqualificazione delle periferie, ha concluso. Gli ispettori nazionali del lavoro Sicilia hanno avviato controlli a Palermo in 5 cantieri edili, ristoranti e un centro estetico, riscontrando irregolarità in materia di salute e sicurezza, scoperti lavoratori senza alcun contratto e carenze igienico-sanitarie. Le attività sono state sospese. Ci occupiamo della crisi idrica, acqua ogni 7 giorni nell'Ennese, Troina, Nicosia sono assetate. Stamattina mobilitazione di cittadini e agricoltori proprio vicino alla diga Ancipa. Sentiamo Adelaide Barbagallo. La Regione, lo Stato, il gestore ci devono dare soluzioni alternative perché rischiamo di restare ad acqua zero. Turni dell'acqua non più ogni 4 ma ogni 7 giorni. Nuova protesta di sindaci, agricoltori e cittadini dei comuni che dipendono dall'acqua raccolta nell'invaso dell'Ancipa per il loro servizio idrico. Il disagio che vivono da tempo Troina, Nicosia ed altre comunità diventa insostenibile, affermano i manifestanti. Oggi la mobilitazione nei pressi dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua in contrada Calamaro. Abbiamo pensato a fonti alternative senza avendo le autorizzazioni per poterlo fare come sindaci, quindi assumendoci anche responsabilità aggiuntive, ma lo facciamo perché siamo a tutela del nostro territorio e quindi ora lo Stato, la Regione, il gestore non ci possono lasciare, scusate l'espressione forte in un'intervista, con il sedere per terra, sia chiaro. C'è il rischio poi di non sapere cosa raccontare ai nostri cittadini che si aspettano dai sindaci queste risposte e noi invece ce le aspettiamo dal governo regionale, quantomeno dalla cabina di regia. La protesta per modificare le decisioni della cabina di regia per l'emergenza idrica che hanno portato a ridurre il volume di acqua da prelevare dalla diga Ancipa per distribuirla ai comuni, una diga che con la siccità rischia di prosciugarsi. Noi ci aspettiamo la pioggia e questo è normale, è naturale, ma che se lo aspetti pure la cabina di regia, cosa lo aspetti il governo regionale, la pioggia senza fare interventi programmati
Questo secondo me ci preoccupa. I sindaci si dicono pronti alle barricate. Incubo sosta selvaggia, situazione allarmante davanti all'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove persino le ambulanze restano imbottigliate. Il direttore del presidio dice: catanesi, rispettate le regole. Tonino De Mana. Dalla sosta selvaggia del nuovo Garibaldi di Nesima alla sosta selvaggia del Garibaldi Centro. Da via Palermo a via Fabio Filzi non cambia la sostanza, con le auto in divieto che ostacolano la viabilità, creando intralcio persino le ambulanze che restano imbottigliate nel traffico cittadino. Nelle ore di punta, specie il lunedì per la presenza del mercato settimanale, oltre ad una scuola, diventa quasi un'impresa raggiungere anche il pronto soccorso. Ostacoli su ostacoli rendono difficoltoso il transito, segnali stradali che non vengono rispettati, si fa quasi a gara a violare il codice della strada e con fantasiose motivazioni. Nonostante la presenza delle nostre telecamere, c'è chi si ferma e chiede di lasciare l'auto in divieto per un minutino, giusto per prendere il caffè, o chi, non sapendo dove parcheggiare l'auto, pensa di lasciarla sulle strisce pedonali. Da anni si sollecitano interventi ed una maggiore presenza dei vigili urbani per disciplinare il traffico in via Filzi, ma ogni richiesta cade nel dimenticatoio ed allora si tenta con gli appelli, questa volta parola e microfono a Sebastiano De Maria, direttore medico del presidio Garibaldi Centro. Il rispetto delle regole che già sono esistenti sarebbe sufficiente a salvare la vita anche alle persone che hanno necessità di accedere al nostro pronto soccorso, quindi sicuramente da questo punto di vista un appello a tutti i concittadini. E non va meglio per i pedoni. Questa è la situazione in via Mogadiscio, dove rovi e cespugli invadono gran parte del marciapiede, a ridosso sempre dell'ospedale. Arriva a Messina Mezzi per Tutte, la prima campagna a livello nazionale per la sensibilizzazione e la prevenzione delle molestie sul trasporto pubblico. Francesco Triolo. Le molestie sui trasporti pubblici sono un fenomeno che è invisibile e molto presente in tutta Italia e non solo. Un fenomeno spesso trascurato perché sono poche le denunce di chi subisce molestie sui mezzi di trasporto pubblico, ma nell'ambito della settimana sulla mobilità sostenibile a Messina, seconda città ad aderire all'iniziativa dopo Bologna e la prima per il Sud Italia, arriva Mezzi per Tutte, la prima campagna a livello nazionale per la sensibilizzazione e la prevenzione delle molestie a bordo di bus e tram. Mezzi per Tutte nasce con l'obiettivo di dare sicurezza alle donne che viaggiano a bordo dei mezzi di ATM e coinvolge anche i centri antiviolenza CEDAV ed Eva Luna, la consulta giovanile e le associazioni locali con l'impegno di diffondere il tema delle pari opportunità. Gli autisti ed i dipendenti di ATM verranno formati per affrontare e denunciare questo tipo di situazioni che possono verificarsi a bordo, perché si vuole rendere il mezzo pubblico più sicuro in modo da incentivarne l'utilizzo. Il valore sociale è non solo la sensibilizzazione che andremo a fare attraverso queste grafiche realizzate pro bono dall'agenzia Kirweb, ma al contempo il coinvolgimento della rete territoriale, ovvero dei centri antiviolenza Eva Luna e CEDAV, e attraverso la consulta giovanile delle varie associazioni presenti sul territorio per fare formazione. Un'iniziativa organizzata con l'associazione Road to 50% che si occuperà del progetto di sensibilizzazione in vari step, prima con una campagna, poi con un sondaggio su bisogni e percezione dell'utenza sulla sicurezza dei mezzi pubblici. Noi cerchiamo, grazie alla campagna Mezzi per Tutte, di cercare di mappare il fenomeno e capire quali sono i problemi e i bisogni dell'utenza sui mezzi pubblici e con questo anche sensibilizzare un fenomeno che di solito è invisibile e quindi renderlo visibile e capire come affrontarlo. E ormai scontro aperto tra magistrati e maggioranza di centrodestra dopo la richiesta di condanna per Salvini nel processo Open Arms a Palermo. Cauta l'Associazione Nazionale Magistrati che difende il lavoro dei colleghi e la Lega invece è pronta a scendere in piazza anche in Sicilia. Luca Ciliberti. Il processo Open Arms riapre lo scontro tra governo e magistratura. I PM di Palermo chiedono una condanna esemplare, 6 anni per l'attuale vice premier ed ex ministro dell'interno Matteo Salvini, colpevole, secondo l'accusa, di sequestro di persone e rifiuto di atto d'ufficio. Nel 2019 impedì lo sbarco di 147 migranti. Tutto il centrodestra invece fa quadrato, lo difende e parla di un processo politico. Così l'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo scende in campo, definendo, quelle della maggioranza, reazioni scomposte. Non ci si può scandalizzare per il fatto che un reato venga ipotizzato nei confronti di un ministro, ripeto, che se agito nel corso di un mandato politico e agito correttamente verrà
stabilito. Ciò che invece va da parte nostra come Associazione Nazionale Magistrati profondamente criticato è la levata di scudi contro la magistratura tutta, con un atteggiamento che non fa che minare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Matteo Salvini dal canto suo non molla e rilancia, aggiorna la sua biografia controvento con 13 pagine intitolate Processo a un italiano, interpretando di fatto un pensiero comune a tutto il centrodestra, incluso il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di precedente gravissimo. Tutta la Lega è pronta a scendere in piazza e schierarsi per difendere il proprio capitano. Matteo Salvini ha convocato il Consiglio federale al quale io parteciperò per valutare tutte le azioni da intraprendere, a cominciare dal prossimo weekend e dall'ultimo di settembre, in cui saremo in tutte le piazze d'Italia per esprimere la massima solidarietà a Matteo Salvini, che ha fatto quello che avremmo fatto tutti quanti noi. Il clima politico è tutt'altro che disteso, l'attacco del governo alla magistratura è fuori posto, dicono dal PD per Sinistra Italiana, la Premier su Open Arms apre un conflitto costituzionale, il Movimento 5 Stelle giudica le dichiarazioni di Salvini sovversive come l'assalto a Capitol Hill e Riccardo Maggi di Più Europa definisce Premier e Vice Premier gli Orban alla matriciana. Adesso una breve pausa e poi ci occuperemo di un mistero lungo 54 anni, quello legato all'omicidio del giornalista Mauro De Mauro. La tragica fine del giornalista Mauro De Mauro, un mistero palermitano lungo 54 anni. Sentiamo. 54 anni sono passati, senza verità, senza giustizia. Ricorre oggi l'anniversario di morte di Mauro De Mauro, giornalista palermitano del quotidiano L'Ora. Era la sera del 16 settembre 1970 e De Mauro fu rapito da Cosa Nostra. Il suo corpo non verrà mai più ritrovato e ad oggi non ci sono esecutori materiali o mandanti. Ad alcuni colleghi giornalisti, pochi giorni prima del 16 settembre, disse che aveva uno scoop che avrebbe fatto tremare l'Italia. A cosa si riferiva? Un giornalista che vedeva oltre, che guardava e indagava dove altri non arrivavano. Fu ucciso da Cosa Nostra perché era un personaggio scomodo e in quegli anni la mafia uccideva chiunque si mettesse contro. La figura di Mauro De Mauro lo dimostra tutt'oggi, si tratta di una figura attualissima, perché è una figura che ci ricorda l'importanza della stampa, l'importanza della libera e indipendente stampa. A me piace sempre di Mauro De Mauro sottolineare il suo sguardo profetico, cioè la capacità di vedere cose che forse ancora non erano nemmeno accadute o stavano accadendo. Sapeva leggere i segnali deboli e questo per un giornalista è una delle più grandi caratteristiche. Presente anche la figlia del giornalista, si commuove ancora dopo tanti anni ricordando il padre. Ho raccontato che una volta mi trovavo ligata con mio marito e ho chiesto l'indirizzo di un albergo e mi hanno detto prenda per via Mauro De Mauro e io sono rimasta di stucco perché non lo sapevo. Dopo lo stop del TAR alla realizzazione di un telescopio sulle Madonie, gli ambientalisti tornano alla carica con un appello che sta raccogliendo nuove adesioni. Lorena Dolci. Non ci sono solo ambientalisti, le firme in calce sono anche di uomini di scienza e di cultura, dirigenti pubblici, giuristi e imprenditori, tutti contrari alla realizzazione del Fly Eye, l'osservatorio astronomico sul Monte Mufara. L'appello Salviamo la Mufara, cuore verde del Parco delle Madonie, è stato lanciato da un gruppo di associazioni ambientaliste, fra cui Italia Nostra, Lega Ambiente e WWF. Forti della decisione del TAR che i primi di settembre ha sospeso i lavori, vogliono adesso fare chiarezza nei confronti di chi difende le ragioni della ricerca. L'osservatorio, dicono, è di dimensioni smisurate, altamente invasivo e privo di alcune autorizzazioni fondamentali. Il telescopio Fly Eye per il rilevamento di asteroidi, il primo di una rete di osservatori europei, è stato già costruito e si trova presso la sede dell'Agenzia Spaziale Europea di Matera. Gli ambientalisti puntano il dito contro le opere accessorie, come cucine, bagni e parcheggi, che avrebbero potuto, dicono, essere progettate in maniera meno invasiva. Il Monte Mufara era stato selezionato come luogo ideale per il minimo inquinamento luminoso. Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che il governo farà valere le sue ragioni per evitare che la struttura sia spostata alle Canarie. Il 24 settembre è attesa la decisione finale. Ci fermiamo, una breve pausa al calcio, poi con il Catania, Messina e Trapani.
Eccoci al calcio, il Catania ha perso la testa della classifica, ma il pari con il Picerno regala altre convinzioni, soprattutto in difesa. Marco Carli. In testa alla classifica adesso c'è il Cerignola, 3-1 il risultato con cui i pugliesi hanno sconfitto il Giuliano, prossimo avversario del Catania, domenica in Campania. Nelle immagini la rete finale di Tascone con relativa papera del portiere Barosi. Rossazzurri dunque non più davanti in graduatoria, ma la partita con il Picerno di sabato scorso ha dato ulteriore dimostrazione di alcune caratteristiche. La convinzione intanto che il Catania abbia una fase difensiva granitica, terza partita con clean sheet per Beters, che di reti finora ne ha subite una sola, l'Eurogol di Afenaghian della Juve. Tornando alla gara col Picerno, va detto anche che i lucani hanno numeri importanti in attacco, 7 gol fatti. In queste prime giornate i rossazzurri hanno affrontato squadre che davanti hanno qualità. Oltre il Picerno, il Benevento, secondo in classifica, 8 reti realizzate in campionato, o la Juve 7. A breve toccherà al Cerignola, 9 gol fatti, ma Castellini e soci sembrano non temere nessuno, anche perché la difesa è ben protetta da gente come Sturaro, di Tacchio prima dell'infortunio, o gli esterni che fanno entrambe le fasi. A proposito, con il Picerno Anastasio ha giocato anche fra i tre dietro, tutto ok per lui. Siamo una squadra matura che il mister durante la settimana ci mette le soluzioni avanti che possono ritrovarsi in partita, quindi vai anche con le idee abbastanza chiare. Toscano dunque ha dato il suo spirito alla squadra e alla difesa con giocatori a disposizione praticamente dal ritiro. Diverso il discorso per l'attacco, finora 4 reti realizzate di cui 3 in una sola partita con la Juve, ma i giocatori sono tutti arrivati nelle fasi finali del mercato, sono reduci da infortuni, vedi D'Andrea. Occorrerà un po' più di pazienza, ma attendere con una difesa solida è già una grande base di partenza. Sono stati 12.873 gli abbonamenti sottoscritti dal Catania Football Club. Il dato è pubblicato sui social della società. Gli abbonati rappresentano una certezza e una grande forza per la squadra e per tutto il club, ha commentato il presidente Pelligra. Ringraziamo tutti i sostenitori, così rossazzurri. Messina e Trapani pronte a ripartire dopo la delusione della quarta giornata. Nel prossimo turno entrambe giocheranno in casa. Sergio Colosi. Il Messina cambia pelle tra casa e trasferta, protagonista imbattuto al Francoscoglio, timido e sempre sconfitto lontano dalla Sicilia. Segnali di una squadra troppo giovane per riuscire a dare continuità ai propri risultati. Crotone segna una tappa in negativo, il Messina crea poco e subisce la pressione rossoblù nei momenti chiave, anche se Modica esalta gli aspetti positivi per trasmettere carica ad un gruppo che venerdì prossimo ospiterà la Casertana. Tanto complimenti ai ragazzi perché hanno dato quello che era in questo momento nelle loro possibilità, dando vita a una partita bella, anche se noi abbiamo purtroppo peccato nel non essere sbarazzini dall'inizio della gara, perché abbiamo regalato 15 minuti dove ci siamo abbassati molto e lì loro hanno trovato il gol. Concretezza è la parola d'ordine in casa Trapani. Le attenuanti del cambio tecnico e di 3 gare su 4 disputate lontano dal provinciale reggono fino a un certo punto in considerazione delle ambizioni del presidente Antonini. A Taranto troppi errori sotto porta per una squadra il cui punto di forza è la fase offensiva. Domenica prossima i Granate riceveranno la visita della Juventus Next Gen. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'ascolto e buona serata.